Perché credo in Dio? 3 anni fa, quando soffrivo di attacchi di panico, avevo sempre costantemente dei dolori al petto che non mi facevano stare tranquillo. Pensavo che comunque avevo un qualcosa al cuore, che all'improvviso poteva venirmi un infarto, perché comunque quei dolori erano reali, cioè a me venivano proprio dei dolori al petto che mi prendevano il braccio proprio come, fosse un infarto. Quel periodo è stato molto buio, sia per me che per la mia famiglia, dato che non avevamo nemmeno i soldi per mettere il piatto a tavola, quindi oltre a stare io così in questa situazione, c'era anche la situazione economica che non era tanto buona. Avevo paura di stare da solo, quindi in ogni circostanza cercavo sempre di stare con mio padre, perché era l'unico che aveva l'auto e quindi poteva accompagnarmi comunque all'ospedale se mi succedeva qualcosa. E comunque un giorno un cliente di mio padre faceva l'asfaltista, chiama mio padre questo cliente e gli dice: guardate, cambio utit mi scorre, perché mio padre faceva l'asfaltista, mi scorre, potete venire a dare una controllata, eccetera. E quindi io, dato che stavo sempre insieme a mio padre, dissi: vengo pure io. Andammo io e mio padre da questo signore, mio padre controllò il tetto per vedere se c'era qualche problema, non c'era nessun problema, non c'era niente da riparare, quindi l'acqua che entrava da un'altra parte, non dal tetto. E ci trovavamo a parlare con questo signore della mia situazione, perché comunque uno quando sta depresso e soffre di questa cosa, cioè ci si legge in faccia. E comunque parlando di questa cosa e delle mie paure, di questi dolori al petto, questo signore disse: guardate, io ho mio figlio che fa il cardiologo e lavora al Monaldi. Dato che io non avevo né soldi né niente per fare una visita da un cardiologo, per me era una cosa grandiosa, perché una visita senza niente da un cardiologo, una visita completa al cuore, mi aiutava comunque a stare più tranquillo, a sapere che comunque non avevo niente ed era solo ansia. Questo signore dice: vabbè, io parlo con mio figlio, poi vi faccio sapere. E come si sa, quando dicono vi faccio sapere, non vanno sapere, questa è la cosa. Ritorno a casa, io continuo a stare male con i dolori al petto, mentre chiedo a mio padre di accompagnarmi all'ospedale, perché comunque mi sento sempre più male, i dolori continuano 24 ore su 24. E in quel momento c'era anche mia zia. Dato che io non volevo aspettare che questo signore chiamava, che mi faceva sapere, comunque perché non ci credevo che mi faceva sapere un qualcosa riguardo alla visita, chiese a mia zia in prestito 50 euro. Con questi 50 euro io volevo andare da un cardiologo e pagarmi la visita. Mi diede 50 euro mia zia, io chiamai un cardiologo qualunque nella mia zona e rispose alla segretaria e mi disse che al momento non era possibile prenotare, non mi ricordo per quale motivo, e che dovevo chiamare il giorno dopo. E io sempre più angosciato, più impaurito, sempre nella solita situazione, comunque mi metto un po' di pane e sto male, perché questi dolori al petto non si provavano e stavo sempre a fare così. Poi dopo un paio d'ore squilla il telefono di mio padre. Era il suo cliente, questo signore, che gli dice: guardate, sabato alle 2:30 avete una visita da mio figlio al Monaldi, gratuita, quindi andate là, non vi preoccupate, vi fanno entrare, vi fanno la visita e tutto per senza niente. Per me c'era una gioia immensa, almeno mi tolgo qualche dubbio, se non tengo niente non metto in capo che non c'ho niente al cuore. E in quel momento, dove io soffrivo di attacchi di panico, con i dolori al petto, ed ero in una situazione in cui non potevo mettere nemmeno il piatto a tavola, mi trovavo con una visita da un cardiologo gratuitamente e mi trovavo con 50 euro in tasca. Quindi quella visita dal cardiologo mi servì per togliermi tutti i dubbi che avevo, e quei 50 euro che avevo in tasca servirono a mia mamma per fare la spesa. In quel periodo io pregavo tanto, cercavo tanto aiuto da Dio e tuttora chiedo sempre aiuto a Dio, perché io penso che da soli siamo zero, non valiamo niente. Oggigiorno ci sono cattolici, testimoni di Geova, evangelisti, che però credono ad un solo Dio, allo stesso Dio, ma intanto si fanno la guerra a vicenda. E dato che in questo mondo non si capisce niente, io mi metto da parte e credo solo ed esclusivamente al mio Dio.